Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Una 17enne sarebbe stata violentata a Val Guarnera, in provincia di Enna, da un artigiano del luogo. È stata la stessa vittima a denunciarlo. La procura di Enna ha aperto un fascicolo e ha attivato le procedure del codice rosso. Resta in carcere il ventenne Cristian Maronia, uno dei 7 indagati per lo stupro di gruppo a Palermo. Il tribunale del riesame ha già rigettato le istanze di scarcerazione di 3 indagati, mentre discuterà a settembre sulle posizioni degli ultimi 2. Antonio Curcurù è deceduto ieri a Terrasini non per un incidente stradale come precedentemente ipotizzato, ma per un infarto. Alcuni testimoni hanno raccontato che l'uomo è sceso dal suo scooter e si è accasciato a terra, vani i soccorsi. Trapianti da record in Sicilia, in una settimana sono state salvate ben 19 vite. 7 reni, 5 fegati, 3 cuori e 4 polmoni prelevati da donatori deceduti hanno riacceso la speranza per i pazienti in lista d'attesa. In conclusione, il meteo nella giornata di domani, 31 agosto, continuerà a splendere il sole in gran parte della Sicilia. Possibili precipitazioni solo sull'Ennese. La Protezione Civile regionale però ha diramato l'allerta arancione per il rischio incendi in tutta l'isola. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento domani alle ore 13:30. Arrivederci.